Beh, gli alpini sono fondamentali per Conegliano, per il nostro territorio, poi l'orgoglio di avere il Conegliano, essere qui a Udine è veramente un onore per me, un onore per la città e non vediamo l'ora di partire per la sfilata. Beh, tanto l'importanza degli alpini non è solamente per la città di Montebelluna ma è per tutta Italia. Vi ricordo solamente per quanto riguarda il lavoro che svolgono a livello di volontariato ogni giorno, non ogni weekend, ogni giorno, direi che sono una enorme stampella per tutti i comuni d'Italia e non solo per i comuni. Beh, per il Veneto gli alpini sono uno degli elementi probabilmente più importanti perché numericamente prevalgono su tutte quante le altre armi, ma anche la loro presenza è particolarmente significativa per quello che fanno, per come convivono con la nostra comunità, sempre presenti, sempre attivi, danno sempre risposte e per cui facilmente si interloquisce con gli alpini. Hanno un'importanza strategica non solo per la frazione ma per Asolo come città unica ed è importante perché si danno da fare, ci aiutano con la loro azione quotidiana ed è di fondamentale importanza anche per dare un segno di unità di un paese. Gli alpini di Pieve di Soligo per noi fanno tantissimo, i tre gruppi Barbisano, Pieve e Solighetto, i ragazzi fanno delle cose che tutti quanti noi possiamo solo ringraziare, quindi complimenti ancora per tutto ciò che fanno gli alpini. Gli alpini sono una certezza per le nostre comunità, sono sempre presenti sia nei momenti di festa ma soprattutto nei momenti del bisogno di difficoltà, quindi venire alla Dunata degli Alpini oggi a Udine è una bella sensazione nonostante questo tempo infelice, ma insomma gli alpini non hanno paura della pioggia. Sì, mi associo alle parole del collega Fregonese, sono sempre presenti, sempre una garanzia e quindi di conseguenza anche noi dobbiamo essere presenti qui nella loro giornata più importante dell'anno. Oltre a noi c'è comunque tanta gente nonostante il tempo, quindi a dimostrazione, a conferma di quanto la gente gli voglia bene. Guardate, io avrei un'idea. Parte del reddito di cittadinanza, se lo diamo agli alpini, sarei sicuro che qualche problema sociale verrebbe risolto. Sono due gruppi che si danno molto da fare per il nostro territorio, al di là di queste giornate di festa, quindi è molto importante il sostegno del gruppo alpini. Beh, io volevo dire intanto complimenti alla macchina organizzativa, complimenti a tutti gli alpini che sono venuti qui a sfilare a Udine, nonostante il tempo giochi a sfavore. E complimenti al nostro gruppo di San Venemiano che è sempre presente, è stato molto presente durante il periodo del Covid. Indubbiamente gli alpini per Volpago sono una realtà fondamentale. Penso che noi abbiamo ben 4 sezioni nel territorio: Volpago, Selva, Benegazzù e Santa Maria, ed è quale associazione di volontariato è quella che ha il maggior impatto sul territorio. Sono sempre presenti in ogni situazione, in ogni occasione, quindi sembrava doveroso e fondamentale anche per onorare gli alpini essere qui presenti oggi a Udine. Beh, i nostri alpini sono importanti per la nostra comunità, sono sempre presenti per tutti noi e sono i custodi di quei valori che io spero siano i valori anche del futuro. Quindi grazie alpini per esserci sempre per tutti noi e per le nostre comunità. Beh, innanzitutto devo dire sono emozionata perché è la mia prima adunata, la mia prima sfilata e con soddisfazione sto partecipando proprio per rendere onore a quegli alpini anche del mio comune che sono sempre presenti e sempre disponibili ad ogni chiamata. Quindi con soddisfazione e grande orgoglio partecipo oggi a questa giornata. Fondamentali in un territorio che si chiama Ponte di Piave, che porta il nome con sé, fiume sacro alla patria, e sicuramente tutto quello che stanno continuando a fare per i nostri territori anche attraverso la protezione civile, quindi un cuore che batte per gli alpini ma soprattutto per la buona volontà e il senso di appartenenza degli alpini ai nostri territori. Grande importanza, e quindi noi siamo sempre riconoscenti agli alpini. Gli alpini mai come in questo periodo hanno avuto un'importanza per il nostro comune tale. Pensate solo ad azioni di volontariato che non li avevano mai coinvolti. Adesso abbiamo insieme con la protezione civile i gruppi degli alpini che ci aiutano e ci supportano per i pasti agli anziani, per le attività scolastiche, anche quelle non specificatamente caratteristiche. È veramente un mondo di cuore prima
prima che di qualsiasi altra cosa, quindi anche oggi sono momenti di ritrovo, ma in realtà servono tutto l'anno nella loro mission in un certo senso, e possiamo solo ringraziarli, solo ringraziarli. Gli alpini per il nostro comune sono fondamentali per tutto quello che fanno, per il volontariato che svolgono, per l'aiuto che ci danno e il sostegno che ci danno all'amministrazione comunale. Quindi essere qui oggi è un segno di ringraziamento, un segno di rispetto verso il loro operato e verso tutto quello che fanno per la nostra comunità. Beh, dire importante è una parola forse riduttiva rispetto a quello che può essere una realtà piccola come la nostra, per cui evidentemente il fatto di esserci oggi sta a significare proprio la nostra vicinanza a quello che loro stanno facendo, che continuano a fare tutti i giorni, per cui effettivamente anche le istituzioni devono essere assolutamente vicini a loro. Beh, la nostra presenza qui, la mia presenza qui è proprio per ringraziarli per tutto quello che fanno, sempre in ogni situazione, quando abbiamo bisogno gli alpini ci sono, quindi siamo qui per questo. È un'importanza fondamentale, guai se non ci fossero quando c'è bisogno di fare qualcosa, sia quando c'è l'emergenza, ma sia anche in condizioni magari di normalità o di ordinario, quando noi li chiamiamo loro sono sempre pronti a dire presente. Beh, rivestono un ruolo fondamentale perché proprio i valori che essi incarnano rappresentano l'essenza della vita, quindi dire alpino significa dire vita e dovere rispetto al prossimo. Chiaramente come amministrazioni pubbliche se non li avessimo ci troveremo in grosse difficoltà, perché sono molte le attività che svolgono sia a livello di volontariato che anche di cura del territorio. Certo, anche se il tempo è così inclemente verso gli alpini non potevamo abbandonarli, siamo qui tutti, tantissimi sindaci, tantissimi assessori delegati appunto a fianco dei propri gruppi, delle proprie sezioni, perché soprattutto noi del Grappa dobbiamo solo dire sempre grazie ai nostri alpini che ci aiutano nella custodia dei nostri caduti, ma soprattutto della memoria. Penso di poterli descrivere con una parola: insostituibili, insostituibili per la loro generosità, per il loro spirito di servizio verso una comunità che li ama e li apprezza tantissimo. Ma gli alpini sono una presenza che ormai è parte della nostra comunità e hanno un ruolo importante perché trovano sempre il modo per essere presenti, per aiutare, per essere partecipi e per portare i valori degli alpini, i valori della loro storia, e la loro presenza è il ricordo di questi valori. Beh, l'importanza degli alpini sul territorio di Cison di Valmarino, come su tutti gli altri, è un'importanza fondamentale. Per noi ancora a maggior ragione perché ci aiutano a tenere vivo i valori alpini grazie alla cura con cui mantengono il Bosco delle Penne Mozze, nel quale ci rivedremo a fine agosto per una bellissima cerimonia come ogni anno. L'associazione alpini per il comune di Miane, come per tutti i comuni, è molto importante, si dà da fare per mantenere il territorio, di fatto gestiscono sentieri, il rifugio alpino è merito loro, diciamo, anche se è una proprietà comunale, e quindi direi che è un'associazione fondamentale per la nostra comunità, oltre al lavoro effettivo, anche per i valori che porta avanti e che trasmette ai giovani con lavoro quotidiano e anche con le parole. Anche a Susegana gli alpini sono una realtà importante e sempre presente, quindi li ringraziamo, sono attivi in diverse progettualità e sono assolutamente essenziali. Un'importanza sicuramente da mettere al centro, visto tutte le attività di volontariato che i nostri due gruppi alpini di Revine e di Lago svolgono, vorrei dire anche quotidianamente nel nostro territorio a servizio della comunità e anche dell'amministrazione comunale. Essere qui oggi è un segno di gratitudine sia per i nostri avi alpini che si sono spesi durante i grandi conflitti mondiali, ma anche verso gli alpini di oggi, per dare loro un segno di gratitudine per tutto quello che fanno per le nostre comunità. L'importanza, ti dico solo tre cose: rappresentanza del territorio, disponibilità verso i cittadini, e sono di fatto una famiglia, per cui ogni comune che ha la possibilità di avere gli alpini ne gode, e anche noi nel nostro piccolo San Pietro di Feleto abbiamo la possibilità di avere uomini veri che ci danno veramente un supporto a noi come amministrazione e a tutto il territorio. Il nostro gruppo alpini è un gruppo numeroso, storico, che da sempre è presente sul territorio, con le altre associazioni aiuta e non si tira mai indietro. Sono stati tantissimi gli interventi del gruppo nel paese e c'è sempre un filo che unisce gli alpini anche con
quelli di una certa età. Scorsa settimana abbiamo festeggiato degli ultra novantenni e ero presente e quello che ho detto allora è stato proprio questo, la percezione che questa sia una grande famiglia che mantiene unite le persone con dei valori importanti e che riesca quindi anche a trasmetterli come stiamo facendo anche con una serie di progettualità di aperture verso la scuola e verso i giovani. Credo che gli alpini siano fondamentali, quando abbiamo bisogno di aiuto ci sono sempre gli alpini pronti a darci una mano, per cui sono importantissimi. Gli alpini sono una realtà importante del nostro comune, sono in prima fila per tutte le manifestazioni di solidarietà e per tutte le manifestazioni e qualsiasi cosa, lo chiediamo sempre agli alpini. Devo dire che oggi è un onore poter partecipare a questa sfilata, devo dire che gli alpini, corpo sempre presente in qualsiasi situazione, non hanno mai detto di no, quindi è una risorsa importantissima. Gli alpini per Codogné sono fondamentali, una delle cose più belle che però fanno è l'educazione didattica con le nostre classi delle medie e addirittura li portano anche in gita a ricordare i passaggi più importanti della nostra storia. Sapere gli alpini vicino all'amministrazione comunale e vicini alle problematiche, alle esigenze del territorio per noi è importante, quindi oggi è la giusta riconoscenza essere qui al loro fianco. Sono il presidente nazionale dell'Ordine dell'Associazione Nazionale dell'Ordine dei Cavalieri di Vittorio Veneto, una carica prestigiosa che mai mi sarei aspettato, alla quale unisco la mia da sindaco. L'accoglienza è stata bellissima, purtroppo il tempo sta rovinando un po' tutto, anche stamattina con la prima sfilata pioveva, adesso sta piovendo ancora, ma però vedo che gli alpini sanno prendere tutto come sempre nella maniera migliore. Un grande gruppo quello di Santa Lucia degli alpini, spirito di sacrificio, volontà del fare e si impegnano sempre continuamente per il comune praticamente.